E questo, diciamo, è secondo me diciamo, un luogo teorico anche da esplorare. Ad esempio, Saverio Muratori, che ho citato più volte, teorizzava una cosa, a mio avviso, esemplarmente chiara, cioè che tutti gli esseri umani, in quanto abitano, hanno la coscienza spontanea del loro abitare, cioè non c'è bisogno che studino, non c'è bisogno che sappiano che quella conoscenza si chiama conoscenza tipologica, loro ce l'hanno. E a questa conoscenza, diciamo, innata, si accompagna nell'architetto una conoscenza specifica e quindi un conflitto. Io stesso, ma tutti gli architetti, come esseri umani, abbiamo questa coscienza spontanea dell'architettura, quindi sappiamo che cos'è la città, lo sappiamo subito, lo sappiamo fin da piccoli, ma come architetti sovrapponiamo a questa conoscenza, diciamo, intuitiva, innata, la conoscenza specifica, che è anche una conoscenza scientifica, e quindi ci separiamo noi stessi dall'abitare. E che cos'è la coscienza spontanea, se ci ragioniamo un attimo? Non è altro che una delle forme di bene comune immateriale, un bene comune al quale la società dovrebbe tenere, dovrebbe conservarlo. Sono quelle ricchezze attraverso le quali si crea l'identità di una comunità, così come è necessario che ci sia un'idea dentro le persone di bene comune, che non può essere, per quanto riguarda, diciamo, per esempio il patrimonio storico, artistico, non può essere lo Stato che ci dice questo è un bene comune, dovrebbe essere un movimento che va dal basso e dall'alto e si incontra, vale a dire, deve essere un sentimento che nasce dentro di noi e che poi trova nello Stato una strutturazione degli strumenti perché questo sia produttivo, ma anche la coscienza spontanea è un bene comune immateriale, cioè il fatto che le persone sappiano in quanto abitanti qual è il valore vero dell'abitare in tutti i suoi aspetti è qualcosa che dovremmo assumere come un principio a cui tornare. Allora, per esempio, viene in mente il vero senso di un libro come Architettura senza architetti di Bernard Rudowski, che poi secondo me proprio questo voleva sottolineare, il conflitto nella modernità tra la coscienza spontanea collettiva e la specializzazione che viene imposta alla società stessa dal modo di organizzazione del lavoro dell'architetto, attraverso appunto la separazione del progetto dalla vita del suo autore. Sappiamo anche che, diciamo, il progetto è stato degradato nel nostro paese negli ultimi anni dalla legge Merloni, che invece di continuare a considerarlo diciamo, l'esito di un atteggiamento, come dire, conoscitivo, quindi di un giudizio sul mondo, della creazione di qualcosa che ha a che fare con l'arte, l'ha considerata una pura prestazione di servizio, quindi gli ha dato un valore tecnico-quantitativo, quindi ne ha praticamente negato l'essenza più profonda, l'essenza veramente decisiva. Lo vediamo nelle nostre città, lo vediamo nelle architetture che stiamo vedendo, che possono essere anche interessanti, ma sicuramente hanno perduto quel senso come del fatto a mano, del pensato, dell'accompagnato appunto dalla vita. E questo è il primo errore, secondo me il più determinante. Gli altri sono in fondo una conseguenza del primo. Il secondo errore moderno è l'ossessione per la specializzazione dello spazio. Ed è anche questo un mistero, cioè è una, diciamo, corruzione di un'idea precedente dello spazio architettonico che non si capisce che valore abbia, a che cosa risponda di esigenze, diciamo, nate con la modernità. L'ossessione dello spazio, la cui estrema frammentazione vorrebbe rispondere alla presunta necessità di disporre di percorsi e di ambienti dedicati a un solo uso, cioè al fine di abitare edifici che si credono più adatti alla vita moderna. Cioè, oggi si pensa che la vita moderna è tanto migliore quanto più gli edifici si specializzano nei loro ambienti anche minimi, creando un sistema di ritualità d'uso che sono sostanzialmente infondate. La concezione per la quale una certa parte di edificio poteva accogliere prima funzioni diverse
anche simultaneamente. È stata sostituita nel Novecento da una vera e propria iperbole distributiva che atomizza lo spazio in unità sempre più esclusive per ciò che concerne la loro destinazione. Questa ossessione discende dalla componente analitica dell'architettura moderna, viene proprio da lì. In termini più precisi direi che questo carattere analitico è un aspetto del pensiero funzionale, inteso questo come una derivazione della dimensione razionale del progetto, quindi c'è la scelta per l'architettura razionale, di cui il funzionalismo è un aspetto diciamo strumentale, e da qui questa ricaduta sul concetto di spazio che perde la sua diciamo, natura, che dovrebbe essere unitaria, e diventa appunto un collage di pezzi specialistici che non hanno più la possibilità di creare un insieme che abbia una sua diciamo, necessità. Perché razionalismo? Perché l'etimologia del termine ragione rinvia a un procedimento di suddivisione in parte di qualcosa di unitario. In sintesi, la razionalità come modalità di articolazione in elementi di unità rende più agevole comprendere i caratteri di tali sezioni, alle quali viene indirettamente conferita una certa autonomia. Quindi si divide il problema analiticamente in una serie di parti e queste parti vengono, come dire, premiate con una sorta di autonomia per cui si può fare là dentro tutta una serie di cose senza tener conto di quello che succede in altre parti. Più portata all'analisi che alla sintesi, e questo lo ricordava anche Bruno Zevi nel suo libro sull'architettura neoplastica, l'architettura moderna ha opposto all'interesse dell'edificio come ambito di una sovrapposizione di funzioni negli stessi spazi una serie di ambienti nettamente differenziati, ciascuno dei quali pensate per ospitare, come ho già detto, una sola funzione. Sono tre i motivi che hanno portato a questa scelta. Il primo è proprio il funzionalismo, il secondo è l'esigenza della sicurezza di un edificio, una sicurezza che si pensa sia più facile ottenere tra un'estrema compartimentazione degli spazi, come si può constatare quando si deve progettare un ospedale, un grattacielo o più semplicemente un nodo verticale. Basterà pensare che oggi non sarebbe possibile progettare a Le Corbusier il suo ospedale per Venezia, il nuovo ospedale di Venezia. Non sarebbe possibile. Cioè non può neanche pensarci ipoteticamente, no? Perché se lo facesse vedere un funzionario, quel progetto viene immediatamente stracciato, quel foglio, e lui deve ricominciare. È una sorta di aberrazione, di perdita straordinariamente grave, ma vedo che la cultura architettonica non se ne occupa. La prescrizione sui luoghi sicuri, le dimensioni di scala ascensori, il controllo degli accessi determina una spazialità estremamente parcellizzata che distrugge quasi del tutto la possibilità di avere non solo una continuità spaziale tra i vari ambienti di un edificio, ma soprattutto una relazione chiara tra questi. Il terzo motivo consiste nella volontà di ritualizzare la vita di un manufatto secondo una rigida separazione dei ruoli, come vede ad esempio negli edifici per uffici. Voi sapete che oggi quando si fa un edificio per uffici i dirigenti non devono incontrare gli impiegati. Per cui ci sono, come nel 600, diciamo, i principi non volevano vedere il movimento della servitù, qui la servitù aveva dei percorsi protetti, quasi segreti, no? Scalette che raggiungevano 2 piani diversi, non dovevano vedersi, doveva comparire, non so, un vassoio con la cena, ma non si doveva vedere così nelle grandi ville inglesi, era così nella Domus Aurea romana, c'erano proprio 2 percorsi diversi, la servitù camminava nei criptoportici e non era visibile. Oggi è così, per esempio, nei palazzi per uffici. Addirittura i palazzi per uffici hanno ascensori riservati, hanno un piano riservato di rappresentanza, mentre gli impiegati sono, diciamo, distesi, per così dire, negli open space, dove invece c'è al contrario, c'è la volontà panottica di controllarli. Quindi sono tutti paradossi che appunto questa distruzione dello spazio come spazio unitario non può che provocare. L'ossessione per la specificità degli spazi è stata la causa della perdita di un carattere fondamentale dell'architettura. Il suo essere l'origine insieme all'esito di una composizione di ambienti regolata da una logica semplice e nello stesso momento complessa per i giochi di rapporti metrici che essa creava. Le piante di Andrea Palladio, come quella della Rotonda, ma anche di altre ville che egli ha costruito, opere che sono state interpretate magistralmente da Rudolf Virchow, sono creazioni spirituali prima che un aspetto fondativo di un'architettura, caratterizzate come sono da una straordinaria e insondabile chiarezza. Cioè, le piante di Palladio hanno una complessità e una chiarezza nello stesso tempo, che sono tutte e due qualità insondabili.
il mistero della rotonda. Chi se lo spiega? Perché Palladio ha dovuto anteporre i 4 lati di questo cubo costruito sulle propaggini dei Monti Iberici e coronato da una cupola, 4 pronai? È chiaramente una metafora cosmica di una rotazione, è un modello del cosmo, misteriosissimo. La pianta è di una limpidezza estrema. Ecco, una pianta come quella, come alcune piante di Mies van der Rohe, di Ulrich Kahn, non le possiamo più fare, perché la concezione prevalente oggi è appunto quella di negare l'unità dello spazio a favore di questa, diciamo, frantumazione funzionalista, che invece funziona malissimo, proprio perché induce una ritualità dell'uso degli spazi in cui insorgono differenze di classe, di funzione, di rappresentanza, cioè quanto di più, diciamo, in fondo ingiusto si possa pensare nell'organizzazione della vita collettiva dentro diciamo, gli edifici. Pensiamo, non so, al concetto lecorbusierano di promenade architetturale, anche questa viene negata, perché i percorsi sono frammentati, ostacolati, no? sono infranti continuamente, non c'è più la possibilità di avere, non so, per esempio un corridoio che sia anche uno spazio dove fare una mostra d'arte, no, un corridoio che sia anche uno spazio di lavoro, cioè avere la possibilità di pensare allo spazio al di fuori di questa ossessione, appunto, di questa iperbole normativa di cui ho parlato. E quindi è impossibile, per esempio, per noi identificarci con un'architettura. Perché? Perché questa frammentazione impedisce di vederla come un corpo. E allora, per esempio, potremmo prendere il libro di Paul Valéry e stracciarlo, buttarlo via, perché nella modernità non è possibile avere edifici che cantano. Sono edifici muti che neanche parlano. Diciamo, la triade di Valéry era edifici muti, edifici che parlano e edifici che cantano. Ecco, gli edifici che cantano non ci sono più, ma forse neanche quelli che parlano. E credo che sia necessario anche in questo caso, ricollegando al primo errore, interrogarci se non sia davvero necessaria una sorta di rivoluzione di chi progetta, in direzione di riproporre spazialità che siano almeno confrontabili con quelle che appunto che hanno entusiasmato Colin Rowe quando ha scritto Matematica della villa ideale. Ecco, tornare, e questo non è tornare indietro, è il futuro che vuole questo. Io penso che nella città futura, se ci fossero edifici di questo tipo, tutti noi vivremmo meglio, vivremmo più liberi e più felici, che non saremmo costretti appunto a una specie di gimkhana inspiegabile certe volte, che è basata tutto sul controllo e appunto sulla differenziazione dei ruoli. Veniamo adesso all'ultimo errore, che è quello più, non è secondo me il più, diciamo, teoricamente importante, perché l'ho detto, è il progetto, diciamo, come previsione chiusa che è l'origine di tutto ciò, ma certo è il più duro da rimuovere, che è la soggezione alla macchina. La soggezione alla macchina. Una soggezione indotta dalla sempre più crescente prevalenza della tecnica, la quale, affermatasi nell'Ottocento con un nuovo orizzonte conoscitivo e innovativo, è diventata nel secolo successivo la componente dominante dell'architettura. L'architettura nel nostro secolo, nel Novecento e nel nuovo secolo, è dominata dalla tecnica, non c'è dubbio, la tecnica è l'aspetto preponderante. Attualmente, per esempio, il costo maggiore dell'edificio non è né la struttura, né le pareti divisorie, le pavimentazioni, i vestiti delle facciate, gli infissi, gli arredi, ma l'impiantistica. L'impiantistica è il 60% del costo, è pazzesco. Cioè non sono più architetture, sono macchine ferme, sono macchine che non si muovono, non sono automobili, non sono aerei, ma sono macchine sostanzialmente. Basta salire su questa terrazza di giorno e vedere che cosa c'è attorno sui tetti del centro storico. Ci sono metri di macchine, metri. È una specie di Boburg spalmato sul centro di Roma, sopra il Parlamento, l'edificio del Parlamento, cioè sono macchine alte 5 metri. Non si vedono da sotto, no? Però sovrastano, diciamo, come una specie di incrostazione su una barriera corallina, hanno incrostato tutti i tetti del centro storico. Le nostre architetture sono
edifici macchine. Certo, però la genesi di questo errore è, come dire, complessa, non è un errore nato così, è nato attraverso una serie di passaggi. Nasce nel Settecento, agli albori della rivoluzione industriale. Inizialmente si pensi al libro L'uomo macchina di Lametrie, un fisiologo che leggeva l'essere umano dal punto di vista dei suoi apparati sensibili, individuando nella fisiologia la sua essenza più autentica. Il ricorso a dispositivi automatici intendeva compensare l'imprevedibilità dei comportamenti umani. Cioè i comportamenti umani erano bizzarri, non si sapeva che cosa l'essere umano potesse fare, come poteva muoversi. Quindi questa idea del movimento passa attraverso la sua rappresentazione nella macchina o nelle marionette, come nel bellissimo saggio di von Kleist sul teatro di marionette. Poi sono molte macchine nell'enciclopedia di Derot d'Alembert che le legittima, per così dire, le trasforma, diciamo, in materiale quasi artistico, perché ne dà una rappresentazione molto elevata. E quindi man mano queste macchine diventano, ad esempio nell'Ottocento, diciamo, il modo attraverso il quale la città si macchinizza, le grandi architetture in ferro e vetro che a Parigi e a Londra, il Crystal Palace del 1851, sono le premesse di questa meccanizzazione del mondo. Pensiamo a un autore di bellissimi romanzi come Jules Verne e così via. E quindi che cosa succede? Che viene tolto all'edificio la capacità autonoma di reagire al contesto in cui sta, quindi di avere un comportamento climatico, quindi di sapersi amministrare bene d'inverno ed estate, di schermarsi alla luce, di prevedere una serie di passaggi tra interno e esterno. E tutte queste attività, per così dire, queste funzioni, vengono tolte all'edificio murario e, diciamo, consegnate all'edificio macchina, che affascinerà, che viene teorizzato, per così dire, nel Novecento dai futuristi, passa, diciamo, nella visione le corbusieriana e poi diventa nel corso del tempo appannaggio di tutta la cultura internazionale, trovando il suo picco più significativo negli ultimi 50 anni diciamo, nelle visioni profetiche in qualche modo di Archigram all'inizio degli anni 60. Quindi c'è tutto, e poi da lì l'high-tech, eccetera, eccetera. Ora, per esempio, scorciando un po' il ragionamento, diciamo, l'high-tech che prevale, che viene individuata da tutti i cittadini del mondo che vanno in giro a vedere, per esempio, l'Expo o le altre Expo che ci sono state negli ultimi anni, vanno in giro, vedono gli edifici e gli edifici high-tech sono i più, in qualche modo, insomma, apprezzati. L'high-tech pretende di correggere, per esempio, lo spreco energetico degli edifici con gli stessi strumenti che hanno creato il problema. Cioè la cultura architettonica non si è resa conto che l'eccessivo spreco energetico degli edifici deriva dal macchinismo, sostenuto da Gideon e soprattutto da Rainer Banham, e quindi bisognerebbe negare l'high-tech e tornare a un costruire diverso. Invece no, gli architetti high-tech pretendono di risolvere il problema usando gli stessi strumenti che hanno provocato il problema stesso. E quindi ci troviamo in una specie di, come dire, di enigma insolubile, per cui è emersa ormai da 40 anni la questione ambientale, che è una questione seria, a parte le coloriture ideologiche che ci possono dare, è una questione vera, ma la soluzione di questa questione ideologica molto probabilmente non può essere risolta all'interno della, diciamo, tradizione macchinista della modernità. Bisognerebbe combattere questa tendenza macchinista senza negare però l'evoluzione tecnica che c'è stata, che peraltro ha avuto anche degli esiti positivi, quindi bisognerebbe discriminare caso per caso, diciamo, le occasioni in cui la tecnica può intervenire, richiamando di nuovo questo ambito dell'attività umana tecnica e non più tecnologia. Perché dico questo? Perché che cosa significa la parola tecnologia? Il plusvalore di potere che io guadagno rendendo più complesso un ragionamento semplice. Cioè tecnologia significa appunto questo, significa mascherare un concetto tecnico, che può essere anche molto semplice, attraverso una sorta di procedimento alchemico per cui tutto diventa effetto di un sapere segreto, no? Quindi i tecnologi detengono un potere segreto che invece è il potere della tecnica che viene esercitato dai tecnici. Se si va in cantiere,
Ci sono dei tecnici straordinari che fanno delle operazioni magnifiche, ma c'è il tecnologo che poi interviene e legittima o descrive quell'operazione. Quindi bisognerebbe rompere questo nodo e dare la tecnica della tecnica, eliminando questo plusvalore che è semplicemente un fatto di potere e di prestigio anche, no? La stessa cosa succede anche in altri settori delle umane attività. Per concludere, no, qua bisognerebbe anche, sarebbe bene se avessimo tempo, parlare di alcune esperienze italiane molto importanti su questo piano, in cui invece la macchina, diciamo, il macchinismo e l'architettura si sono sposate con risultati straordinari, come per esempio nella fabbrica Olivetti di Luigi Cosenza. Cioè, Olivetti è stata una persona che per esempio ha capito che questa unione fra macchina e architettura non poteva produrre un'architettura macchinista, ma un'architettura in cui l'uomo usava le macchine, che è una cosa molto diversa. In effetti a Ivrea ci sono autentici capolavori e a Pozzuoli c'è quella magnifica fabbrica di Luigi Cosenza. Allora bisognerebbe capire perché diciamo, una fase della cultura italiana si è alleata all'industria, sto pensando alla rivista Civiltà delle Macchine di Leonardo Sinisgalli, e poi a un certo punto con gli anni 70 questo rapporto si interrompe e la sinistra italiana per esempio diventa nemica dell'industria. Prima ha sempre collaborato, da Alfonso Gatto appunto a Sinisgalli, a molti architetti, a coloro i quali lavoravano con Olivetti, c'era questa alleanza estremamente interessante e avanzata. Col 68 e col 77 soprattutto questo rapporto si rompe e quindi l'industria viene vista come il male, come avviene di solito quando appunto l'ideologia impedisce di vedere le cose per quello che sono. Bisogna ricordare anche Pasolini, che distingueva fra sviluppo e progresso, cioè lo sviluppo era un'esasperazione della crescita dei popoli, no? Mentre il progresso cosa significa? Soprattutto un processo civile, progresso civile. Quindi lui credeva nel progresso civile delle popolazioni, non credeva nello sviluppo come forma, diciamo, esasperata della crescita che poi ha portato a un consumismo che veramente in qualche modo ci assedia. E quindi sono anche altrettanti momenti in cui il macchinismo ha giocato e gioca ancora un ruolo come dire, per l'architettura estremamente discutibile. Io penso per esempio che è sbagliato credere che l'high-tech sia il solo modo di costruire più adeguato e avanzato. Per esempio, la tecnica tradizionale di Hassan Fatih è consustanziale al senso della sua architettura, con la tecnica povera del cemento armato e dell'intona lo è per quella di Alvaro Siza. Le stesse cose si potrebbero dire per le modalità costruttive delle opere di molti altri architetti, tra i quali Vittorio Gregotti, Aldo Rossi, Peter Eisen, Paolo Portoghesi, Lucio Passarelli che è qui, Pietro Barucci, hanno usato la tecnica conforme alla loro idea di architettura, non hanno separato la loro idea di architettura dall'idea di tecnica, è un tutto organico come deve essere. Ciò perché la tecnica stessa non è qualcosa che interviene dopo che un edificio è stato pensato, ma è interamente presente in ogni momento della genesi funzionale, strutturale e formale di un edificio, che non è una macchina, come lo stesso Le Corbusier riconobbe nelle sue opere del secondo dopoguerra. Che cos'è quindi un edificio? Qual è l'antidoto diciamo, a questa deriva macchinista che ormai ha più di un secolo e veramente ha combinato tutti i guai che poteva, quindi occorre che smetta di combinarli? Ecco, bisogna pensare che l'architettura sia un testo. L'architettura è un testo sempre complesso, sia che si presenti apparentemente semplice e assoluto, come nelle opere di Adalberto Libera, sia che esibisca tale complessità in un tumulto plastico, come negli spettacolari edifici di Frangheri. L'architettura è sempre complessa, anche quando si presenta in forme semplici. Per esempio, io non credo che esistano edifici diciamo, più complessi di quelli di Snack e Wender. Uno li vede e può anche non accorgersi che esistono, talmente sono semplici, si omettono quasi dal contesto urbano. Quindi l'architettura è un testo e si tratta di un testo che rimanda sempre ad altri testi precedenti, presenti e futuri, in una circolarità nella quale la vita umana trova infinite analogie,
Questo è il problema, ricondurre sempre l'architettura alla vita nostra. Pensare che solo un aspetto di questo testo stratificato e conflittuale, il suo aspetto tecnico, sia importante, è una riduzione alla quale l'architettura moderna e contemporanea ha pagato dall'inizio del Novecento a oggi un prezzo ormai insostenibile. Concludiamo. Ecco, a parte alcune importanti eccezioni, gli architetti moderni e contemporanei non sembrano credere più nell'architettura come rappresentazione dell'istituzione. Questo che dico, devo dire, non è un'opinione come le altre che ho espresso, è proprio, credo sia una realtà sulla quale tutti non possono che concordare. Quindi, ripeto, a parte alcune importanti eccezioni, gli architetti moderni e contemporanei non sembrano credere più nell'architettura come rappresentazione dell'istituzione, come espressione alta della comunità, come realtà durevole, non assimilabile al gusto corrente, ma polarizzata su invarianti e permanenze. L'architettura deve durare, è una delle manifestazioni umane attraverso il quale noi ci opponiamo alla nostra fine, alla nostra cancellazione. Ci ricorderà, la città ci ricorderà. È per questo che si costruisce, anche quando diventa rovina. Questo è il suo significato. In effetti nel Novecento, nei primi 15 anni del nuovo secolo, non si sono affermate alcune concezioni dell'architettura che la vedono invece come una risposta prevalentemente tecnica a problemi funzionali, che la considerano come l'esito costruito di problematiche sociologiche, che la interpretano come una manifestazione effimera, chiamata a trascrivere i flussi informativi che pervadono la città, trasformando il nuovo mass medium. L'architettura è diventata uno dei mass media, non è bello, non è interessante, che la spingono verso il territorio della moda e dell'arte figurativa, alla ricerca di una visibilità mondana che ne esalti le già eccessive tendenze spettacolari. Non più intesa come un'arte autonoma, l'architettura è un'arte, l'architettura non è più ritenuta un fenomeno collettivo nel quale le comunità possano riconoscersi come tali, ma è il risultato di esigenze esclusivamente funzionali, quantitative e performanti. In un processo di laicizzazione, si potrebbe dire, i significati essenziali dell'architettura hanno ceduto così il passo a una sua visione ridotta e relativizzata. In questo quadro i tre errori che mi sembra di aver individuato hanno giocato e giocano un ruolo determinante, eliminando progressivamente gli aspetti umanistici dell'architettura, che erano comunque presenti nei principi costituzionali dell'architettura moderna. Questi errori hanno avuto come effetto l'erosione quasi definitiva del rapporto dell'edificio con il luogo che esso avrebbe dovuto creare, in nome di un'utopia che è l'esito della volontà di cancellare per ognuno di noi la possibilità di riconoscere il proprio abitare. Questo l'architettura moderna l'ha fatto, lo teorizzano. L'architettura moderna è concepita come un prodotto industriale che si può appoggiare dove, come questa bottiglia che può stare qui, può stare anche da un'altra parte, sempre uguale. L'architettura non è una cosa di questo tipo. L'architetto che negli anni 60 che mi sono formato rivendicava giustamente la propria autonomia, che non è mai stata autosufficienza, si scopre attualmente oggetto anch'esso di quell'individualismo di massa, un paradosso, che rende la vita di tutti noi indefinita e intransitiva. Grazie. Grazie a Franco Purini che attraverso la sottolineatura degli eccessi macchinistici, gli eccessi della frantumazione e il tentativo di dar corpo a una prefigurazione eccessivamente così complessiva fin dalle origini ha permesso di ricondurre in maniera accurata questa idea della necessità di ricondurre l'architettura alla vita. Chiederei al pubblico di intervenire con domande brevissime in modo che diamo possibilità a più persone di rivolgere domande al professor Purini. Grazie.